Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. Ma che bello, siamo pronti ad iniziare una nuova puntata di Made in Polesine. Buongiorno Davide. Buongiorno, benvenuti. Leandro, tutto bene? Tutto bene? Sì, dai, tutto bene. Sì, dai. Sì. Oh, ti vedo pimpante oggi. Pimpantello. Com'è sta cosa? Cioè... Perché ogni tanto ho una botta di adrenalina che mi colpisce. Una botta anomala, dai, vabbè. E qua si potrebbe aprire ma non possiamo. Ma la chiudiamo subito, Va bene. perché non vogliamo entrare in cose, situazioni che non sono adeguate al nostro ambiente. Dai. Allora, dicevo, nuova puntata di Made in Polesine, come sempre su Diva FM, Radio Colbero Vigo e Made in Polesine Web TV. Davide Stefanelli, Leandro Maggi, e andiamo subito a leggere i titoli perché siamo di fretta e di furia come sempre. Allora, primo, salmonella nell'Adige. Ecco, iniziamo alla grande. Poi parliamo di Don Alberto Maschio da San Giusto con amore. Questo è bello. Bravo. Poi invasione aliena di mosche a taglio di po'. E non solo a taglio di po', diciamo. Sì. Un po'. Fiere e sagre, ultime battute. Ultimo, ma non ultimo. Compagno di scuola, il nuovo programma di Prima Free. Che indovina chi lo condurrà? Ecco, il nostro Maggi sarà protagonista di questo nuovo programma. Ne parleremo durante questa puntata di Made in Polesine. Dai. Allora, ci assentiamo per una brevissima pausa. Tra poco torniamo per iniziare Made in Polesine. Eccoci, allora siamo pronti, rientrati e siamo velocissimi per iniziare questa nuova... Siamo velocissimi, non è che sia un granché proprio. Siamo pronti. Siamo tutti qui. Te lo ricordi? No, non me lo ricordo. Era il Braccobaldo Show, ma era una cosa quando ero molto più giovane io show, e tu dovevi ancora nascere. No, il Braccobaldo Show me lo ricordo. Non mi ricordo la canzone. Allora sei vecchio anche tu. Non siamo molto lontani. Vai, allora, primo titolo, salmonella nell'Adige, così partiamo alla grande, vai. Allora, partiamo. Che tutti i giornali ne stanno parlando ed è una cosa molto grave. Per esempio il sindaco di Rovigo ha messo un'ordinanza proprio ieri, e sottolineo ieri, sospensione a scopo preventivo dell'utilizzo delle acque superficiali del fiume Adige a scopo irriguo delle culture ortofrutticole da consumarsi crude, premettendo che solo per l'irrigazione, ed è una cosa gravissima però, che l'acqua potabile è potabile, si può bere eccetera eccetera. Perché ne parliamo? Perché innanzitutto è una cosa molto grave. Però il comune di Anguillara, in provincia di Padova, che più o meno è quello, dall'altra parte c'è San Martino di Venezia, quindi è proprio il nostro vicino di casa. Sì. Cosa ha fatto? L'ha fatto il 29 di agosto questo esposto. Noi siamo arrivati, quindi sottolineo il fatto che oltre alla gravità del fatto che hanno trovato la salmonella, che non so come poi lo risolveranno il problema, però non c'è stata la tempestività che si poteva pretendere, nel senso che se lo fa Anguillara il 29 agosto stesso doveva farlo anche tutto Rovigo, Adria, Rovigo, Rosolina in particolare, Petorazza eccetera, tutti i comuni rivieraschi appunto dell'Adige. Quindi ancora una volta sottolineiamo che non c'è sinergia tra i vari comuni e poi che c'è poco anche rispetto secondo me per i cittadini. Doveva essere amplificato il tutto esattamente il 29 o anche il 27, poi se il comune di Anguillara ha fatto questo esposto il 29 di agosto, sicuramente la notizia c'era già anche molto prima. Sì. Quindi perché non c'è questo coordinamento? Non è che si voleva tenerla un po' sotto traccia. Quando si gioca con la salute della gente. E qua ritorniamo sempre. Ritorniamo sempre. Dai. Ricordiamo tra l'altro che vicino all'isola degli Scacchi c'è stata una moria di pesci, di capelunghe eccetera, di crostacei e vedi proprio la spiaggia piena di pesce morto eccetera eccetera eccetera. Ma nessuno ne parla anche in questo caso. Se ne parla qualcosa però. Quindi da una parte per fortuna che ci sono i social, però i social si fa più che altro cazzeggio e altro. Però ecco, io sottolineo il fatto che veramente la differenza di 4-5 giorni tra una notizia e l'altra, tra l'altro nelle prime pagine proprio stamattina sia Gazzettino che La Voce c'è scritto salmonella nell'Adige, ci sapeva già 5 giorni fa. E quindi grave. Quindi sottolineiamo il fatto che
da una parte i media, ma da una parte anche le amministrazioni, devono essere più tempestive a darci notizie anche sgradevoli. Questa sicuramente non è una notizia piacevole, è una notizia che bisogna che sia data e che la gente ne prenda. I cittadini devono essere informati di queste cose. Esatto. Tra l'altro i mezzi di comunicazione sono lì, diciamo, apposta per fare anche ricordiamo che dalle nostre parti ci sono un sacco di campi coltivati a radicchio, eccetera eccetera, e in 4 giorni sai quanti beans di radicchio portano in giro per il mondo, e magari qualcuno è anche un po' infetto, grave, molto molto grave. Bene, ma questa è un'altra storia. Sì. Va bene, allora abbiamo concluso questo nostro argomento. Meditate, gente, meditate. Una tiratina d'orecchi. Ogni tanto quasi sempre. Ma non ci ascoltano, non ci ascoltano. Ci sentiamo tra poco per continuare il Made in Polesine. Pronti a ripartire con la puntata di oggi di Made in Polesine, e adesso secondo argomento che andiamo ad affrontare, parliamo di Don Alberto Maschio da San Giusto con amore. Questo proprio è una cosa tenera quasi. Mi dispiace che la notizia che non è apparsa ancora sui giornali, tra l'altro sai che ultimamente siamo tempestivi, arriviamo prima degli altri. Il mezzo radiofonico insomma arriva un po' prima. Sì, ma il problema è che noi facciamo un programma settimanale. Sì, ma però quindi arriviamo prima di quelli che fanno i giornalieri, e questo è grave. Allora, perché parliamo? Vai. Allora, San Giusto è un'istituzione a Portoviro, ex Donada, quindi effettivamente un sacco di ragazzi sono cresciuti a San Giusto. Tra l'altro c'è una scuola importante professionale, bravi, e ci sono sempre stati dei sacerdoti grandi, veramente bravi. Ricordiamo che l'abbiamo trovato in un giornale di Schio, e naturalmente io almeno sulla Gazzettina non ho ancora visto la notizia, non so se la voce ne ha parlato o altro, però Don Alberto Maschio è il sacerdote dei record, ha fatto una scuola nuova in 9 mesi, coinvolgendo le persone e raccogliendo, come fanno qua praticamente a San Giusto, cioè fanno una sinergia tra i genitori che portano i figli, tra le aziende che ci sono nel territorio. Quindi facciamo complimenti veramente per questo sacerdote che si è distinto quando era qua a San Giusto, ed è riuscito Don Alberto Maschio anche a farsi conoscere a Schio, o perlomeno nel Vicentino. Chapeau, veramente, sì. Una tiratina d'orecchi che magari i nostri media dovrebbero parlarne. E invece no. Noi sì. E ne parliamo noi, dai, insomma. Noi siamo sempre attenti e guardinghi e controlliamo tutto e tutti. Tutto. Siamo non ci scappa niente. Il KGB. KGB. Abbiamo il KGB del Veneto. Vabbè, ma non ci ascolta. Ma non ci ascolta. Invece sì. Va bene. Bravo Don. Ci sentiamo tra poco. Cosa dici? Vai. Sì, andiamo in pausa. Siamo sempre noi, quelli di Made in Polesine, come sempre tutte le settimane su Diva FM, Radio Colby Rovigo e Made in Polesine Web TV. E adesso altro titolo che andiamo ad affrontare, parliamo di invasione aliena addirittura di mosche a taglio di po', ma io sottolineo non solamente a taglio di po', è un po' un problema, diciamo, diffuso nel nostro Polesine. Sul nostro Polesine, sì. Ricordando che ci sono solo 10 milioni di polli qua da noi, quindi ma non vuoi che sia, dai, insomma, dai. Oggi non parliamo di polli perché ne parliamo sempre, però parliamo di mosche che sono portate dai cosi, appunto secondo me dagli allevamenti di polli, però questa è un'altra storia. Però ne parliamo perché il sindaco di Taglio di Po, Silviero Francesco, ha fatto un'ordinanza di dire attenzione che ci sono le mosche, quindi prendete provvedimenti e cercate ha messo un po' in allerta la popolazione. Io direi anche mosche e zanzare, e quest'anno zanzare sono toste, toste. Comunque questa forse non è colpa forse un po' di disinfestazione bisognerebbe fare. Non farebbe male, sì. Che tra l'altro, allora, mosche, zanzare, puzze eccetera si scontrano con questa vocazione che vorremmo turistica del nostro territorio. Ecco, quindi io mi ricordo un fatto che è successo veramente molti anni fa. C'era un albergo a Taglio di Po, non facciamo il nome perché non c'è più, che comunque aveva i bungalow. Sì. E una coppia di sposi aveva voluto il bungalow per il loro viaggio di nozze, perché stavano andando a Venezia per l'ora tardi, e praticamente
hanno dormito lì, e la mattina dopo sono andati via arrabbiatissimi che non sono riusciti a dormire, ma tutti i muri erano tutti pieni di sangue delle zanzare che avevano ucciso durante la notte. Sì, era una roba impressionante, quindi no, veramente si scontra col fatto che non ha vocazione turistica, invece di dormire a caccia tutta la notte, il viaggio di nozze, quindi chissà cosa presagivano per quella serata lì, e invece hanno ucciso zanzare a Iosa. Allora, dato, visto che prima abbiamo parlato della tempestività delle informazioni, il sindaco di Taglio di Po, insomma, sottolineiamo che perlomeno l'ha fatto un po' ingiusto, nei tempi giusti. Però fatto sta che il problema c'è. Come eliminarlo? Probabilmente ci sarà qualche strumento per eliminare disinfestazioni. In primus i tombini, quelli dovrebbero essere disinfettati. Ogni tanto si vede qualcosa, però io quest'anno sinceramente non ho visto niente di simile in giro. Io ho visto tante zanzare quelle sì. Per esempio è vero che i comuni hanno distribuito le famose pastiglie eccetera, però l'anno scorso abbiamo fatto un servizio, non so se ti ricordi, che tutti i comuni avevano veramente la loro lista della disinfestazione che avevano fatto. Onestamente non sappiamo se quest'anno è stata fatta o meno, non vogliamo dire cose che magari è stata fatta alle 3 di mattino, noi non ce ne siamo accorti. Vabbè, insomma, però fatto sta che le zanzare ci sono e le mosche ci sono. E parecchie. Dai. Quindi sottolineiamo questo fatto, che per avere una vocazione turistica bisogna che tutti i tasselli siano inseriti giusti, che tutto il puzzle, quindi le strade, e qua qualche pecca ce l'abbiamo, inquinamento odoroso, e qua un'altra bella peccona ce l'abbiamo, certo, sì. E poi c'è dopo le zanzare e le mosche, un'altra pecchissima ce l'abbiamo. Abbiamo altro? No, abbiamo altro. La Romea è un'altra bella pecca. Turisti, venite da noi che state benissimo. Venite da noi, però sappiate che troverete. È un'oasi felice, insomma. Vabbè, ci dispiace sottolineare queste cose, perché ogni volta le sottolineiamo ormai da 4 belli annetti da questo programma, e ogni volta. E tutti gli anni è così. Vabbè, detto questo, ci sentiamo tra poco. Caffettin. Rientrati e pronti a proseguire la puntata di oggi di Made in Polesine. Allora, il caffettino l'hai bevuto? Sì. L'ho bevuto, l'ho pagato io, non per sottolineare. No, perché sempre, l'avaro sembro io. Non è che non voleva sottolineare, però ha precisato sta cosa che oggi ha pagato lui il caffè. Qualcuno dice qua in questo studio, non sono io, che io sono un po' avaro. Siamo in due. Quindi non è vero, sappiate che l'avaro è lui. Sì, vabbè dai. Allora, altro titolo, fiere e sagre, oramai siamo veramente alle battute finali, siamo a fine stagione, allora, per quanto riguarda questo tipo perché ne parliamo, di manifestazione. Secondo me è stata una bella stagione, nel senso che la gente aveva voglia veramente di andare nelle piazze. Ricordiamo le varie fiere, Donada, Rosolina, Taglio di Po. Anche il Sagre in Piazza al Marte secondo me è stata una cosa molto piacevole, e tutti gli avvenimenti che sono stati fatti a Rosolina Mare, quindi veramente la gente anche Adria, insomma, eccetera, quindi ai venerdì di Adria che se ne dica, sono stati un po' rovinati i venerdì, un po' sfortunati, sì, qualcuno è saltato per causa del cattivo tempo, però dai, diciamo a grandi linee è stata una stagione buona, insomma, ecco. Sì, e quindi ricordiamo che adesso in gran finale c'è la fiera del Delta di Porto Tolle e l'antica fiera di Loreo, che noi consigliamo di andare a vedere. Molto bella, molto importante. Molto importante, sempre due belle fierone che poi erano, quando si andava a scuola, erano quelle prima, quella di Porto Tolle in particolare, quelle prima di andare a scuola, quindi era proprio l'ultima botta di felicità, e poi entravi nel grigio autunno. Quindi bravi veramente a tutte le proloco, quando c'è da tirargli le orecchie gliele tiriamo, però secondo me, siccome sono volontari, siccome è gente che si dà da fare di suo, e qua lo sottolineo, non prendono niente, proprio chi dice che chi si mette in proloco lo fa per soldi, no. Tu lo sai, perché io lo so, l'ho fatto. Stato anche presidente della proloco di Taglio di Po. Quindi chi fa volontariato, sappiate che è gente che molto spesso ci mette del suo. Esatto, sì. Questo perlomeno ci mette del tempo, ecco, del suo, e non prende niente. Quindi bravi. È già comunque una bella cosa. Caspita. Cioè. Poi vi ricordiamo che c'è anche la festa del riso, sempre a Porto Tolle, e poi altre fiere che poi vi seguiremo. Però volevamo veramente fare un complimento in fine stagione a tutti questi volontari, tutte queste persone. Non so se voi siete andati nelle fiere a mangiare.
Allora, quest'anno è stato un anno tosto caldo, quindi c'erano 40 gradi fuori sotto i tendoni, eccetera. Ma nelle cucine che io ci andavo per fare le riprese ce n'erano 70, ancora di più. Quindi io faccio i complimenti specialmente a quelli che fanno da mangiare. Bene. Ma no, chapeau. Super chapeau, triplo chapeau, bravi. Quindi bravi tutte le proloco e visti che ogni tanto parliamo bene di qualcuno. Sì, ogni tanto capita. Giusto elogiare quando se lo merita, quando ci sta, insomma. Bravi. Bene. Allora, ci sentiamo tra pochissimo per l'ultimo argomento. E qua siamo pronti a ripartire per l'ultimo argomento di oggi, che è una chicca, se vogliamo, perché è una novità assoluta. Parliamo di Compagno di Scuola. Questo, sappiate, è il nuovo programma di Prima Free condotto dal nostro carissimo Leandro Maggi, che partirà quando? Allora, partirà la settimana prossima, sarà registrato, però lo registreremo negli studi di Radio Diva. E quindi tanto ringraziamo una collaborazione. Ringraziamo l'editore di Radio Diva, Davide Milian Stefanelli, ti ringraziamo. E niente, cos'è? Allora, Compagno di Scuola è la canzone di Venditti. E da spunto di questa canzone parleremo con un personaggio ogni settimana diverso. Cominceremo con Renzo Marangon, che è stato assessore regionale, consigliere regionale, eccetera eccetera, e quindi ci dirà il suo percorso scolastico fino al diploma. Quindi ricorderà amici, prendendo appunto spunto della canzone, di chi era innamorato in quel periodo, com'era il contatto sia con i prof che anche con gli amici, la frase famosa dove Nietzsche e Marx si davano la mano, quindi capire se magari una volta, a differenza di adesso, si poteva anche coesistere il comunista e il fascistone. Ecco, tanto per ridurre. Quindi ricordiamo allora, Compagno di Scuola dalla prossima settimana, sì. C'è un giorno in particolare? Guarda, allora, la programmazione non so ancora, non è ancora stata decisa. L'altro editore, Alessandro Brunello, ha detto che salutiamo, il nostro amico. Sì, che troveremo una collocazione adeguata. L'orario il prime time. Qual è? Prime time. Notifica privata, qual è il prime time? In prima serata? Non si sa, perché non si sa se potrebbe essere anche alle 3 di notte, no? Magari, però lo metteremo anche poi sui social, quindi metteremo su YouTube, eccetera. Poi ci sarà sicuramente qualche replica. Ma sicuramente. E poi ringrazio il mio amico Alessandro Marangoni, che lui ha fatto una chat di tutti noi che ci siamo diplomati nel lontano 1976, e da lì mi è venuta l'idea. Bene. Perché è una cosa piacevole, simpatica, di ricordare quando eravamo pischelli, come dicono a Roma, e eravamo giovani. Comunque vi terremo informati con informazioni più precise sul nostro Made in Polesine. Ecco, sappiate che comunque è sulle ali della nostalgia, niente attualità, non parleremo di politica, altro, parleremo solo di ogni personaggio. Abbiamo in mente anche di intervistare un qualche senatore che è di nostra conoscenza, un qualche deputato di nostra conoscenza, e qualche sindaco, e poi qualche editore radiofonico. Senza fare politica, però. Senza fare politica. No, ripeto, e qualche editore radiofonico. Qualche editore, vedremo. Dai. Quindi seguiteci, ne parleremo e lo faremo vedere. Benissimo, allora breve pausa, tra poco i saluti finali. E in conclusione, siamo veramente ai titoli di coda, come si suol dire, del nostro appuntamento di oggi. Noi vi ringraziamo come sempre, ringraziamo in modo particolare chi ci dà la possibilità di farci sentire e di farci vedere anche, quindi Radio Diva, Radio Colbero Vigo e Made in Polesine Web TV. Questi sono i nostri 3 media. Vedi che hai detto giusto. Ogni volta mi sottolinea che bravo, non si dice media, ma si dice media. Si dice media. Si dice sarà media. Vero? Sarà falso? No, è latino. Dai, allora ci sentiamo la prossima settimana. L'augurio di un buon fine settimana. Come sempre il nostro classico countdown: 3, 2, 1, chapeau. Ciao a tutti. Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.